Buongiorno a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati in questo appuntamento di questa apertura micidiale che chiaramente adesso stiamo vedendo solo i successi, ci sono anche gli insuccessi, ma lo scopo, ripeto, di questi video è dimostrare la semplicità di quanto il bianco è in grado di giocare questa apertura anche velocemente senza pensarci, che bene o male riesce sempre ad avere qualcosa di carino nell'area. Questa partita che ti mostro ora è stata giocata nel 2016 fra un gran maestro dal nome impronunciabile 2595 punti contro un giocatore da 2169. Il divario di punteggio c'è, ma questo dimostrerà ancora di più come, se questo sistema messo nelle giuste mani, può essere veramente devastante. Sistema Londra accelerato E6, cavallo F3, E3, cavallo C6. Qui non commento perché tanto sappiamo dove vogliono andare entrambi i giocatori. Qui abbiamo detto che la risposta migliore da motore è alfiere G3, a Rococosto, alfiere D3. Siamo arrivati in quello che è l'impianto del sistema Londra. B6, ecco, nelle altre partite abbiamo visto come magari il nero cercava un donna C7, un donna E7. In questa partita vediamo come il nero cerca del controgioco grazie al supporto dell'alfiere Campochiaro in fianchetto, che potrà dare una mano a sostenere poi eventuali entrate di cavallo in E4. Ma il bianco fa prima perché ha i pezzi già disposti in questo modo, deve ancora arroccare e quindi ha già piazzato il suo cavallo. Alfiere B7, a Rococorto donna C7, e ancora questa volta, come anche nei video precedenti, vediamo come questo cavallo, possiamo dire, domina la scacchiera. Guarda i 4 pezzi evidenziati in rosso, come sono lì che non riescono ad esprimere il loro potenziale perché c'è questo dannatissimo cavallo molto forte. Addirittura in questa partita il bianco decide di sorreggere ulteriormente quel cavallo, così a seguito di cambi seguirebbe F per, il centro del bianco sarebbe veramente forte con apertura anche della torre, quindi altro pezzo che andrebbe in attacco. Cavallo in E7 è la mossa che è stata giocata in partita, ma una mossa come cavallo D7, come abbiamo visto nelle altre partite, ancora una volta non funziona, perché quando noi togliamo il difensore dell'arrocco, il bianco può approfittarne portando attaccanti. Quindi a questo punto una mossa per scacciare il cavallo come F6 non sarebbe più possibile, perché adesso il nero deve prendere provvedimenti contro quel punto. E se il nero gioca F5, è vero che in quel momento ha stoppato l'attacco su H7, ma anche è vero che non ha più nessun pedone per rimuovere il cavallo, incredibile. Cavallo E7 quindi è stata la mossa giocata in partita e non cavallo in D7. Donna B1, una mossa piuttosto strana, solitamente la donna appunto cerca di rimanere sempre su questa diagonale per andare all'attacco, ma comunque la batteria si è venuta a creare. Cavallo G6 per portare un pezzo alla difesa. Torre F3, eccola la manovra che il maestro FIDE Niccolò Napoli chiama manovra dell'ascensore, cioè portare la torre in terza traversa o in sesta se sei il nero e poi portarla lungo la colonna G o H per attaccare il re. Torre in A va in D8, alfiere in E1, l'idea di togliere questo alfiere è semplicemente quella di far spazio alla torre. Donna si sposta, torre va in H3, donna in A8. Questo piano del nero è un po' complicato, vuole cercare di sorreggere il gioco posizionando un cavallo al centro, ma puoi ben capire che la donna in A8 in questa posizione non sarà molto efficace. Donna D1, la donna è ritornata alla fine in D1 perché ha capito che la casa importante è H5 e a questo punto il nero non ce la fa più, non sopporta più la tensione, decide di rimuovere questo fortissimo cavallo. F per, cavallo che finalmente si posiziona al centro, il nero crede di aver in qualche modo guadagnato qualcosa perché non c'è più quel fortissimo cavallo e adesso è un cavallo al centro, ma adesso c'è donna H5 con attacchi di matto su H7. H6 mossa forzata e ora cambio, l'alfiere ovviamente minacciato, l'alfiere si sposta, donna C8, ora il nero cerca di riorganizzare le proprie forze per magari cercare di irrompere lungo la colonna C. Alfiere in H4 minacciando la torre e qui la risposta migliore per il nero era quella di catturare questo alfiere.
Tuttavia il nero decide di giocare in un altro modo, decide di giocare C per D4. Ma come il nero sacrifica volontariamente la torre, sì, ma il bianco se ne infischia e gioca, attenzione, alfiere F6, 2 punti esclamativi. Torniamo un attimino indietro. E che cosa sarebbe accaduto? Che cosa aveva calcolato il nero? Se il bianco avesse catturato, la partita sarebbe andata in questo modo. Torre per, qui ovviamente così, senza pensarci troppo, fra i due pedoni, quale conviene catturare quel pedone perché è la soluzione che permette di rimanere intatta la struttura, ma ora la casa F4 non è più coperta e quindi ci sarebbe stato questo attacco doppio da parte del nero, ma bastava semplicemente catturare quell'altro pedone che tutto ciò non ci sarebbe mai stato. Ad ogni modo, abbiamo detto che il bianco in partita gioca alfiere in F6. Ricordatevi amici che non è detto che l'avversario gioca ciò che voi avete in mente, l'avversario gioca la mossa più conveniente per lui, ok? E su questa mossa praticamente il nero abbandonò perché giocò prima D per E3, ulteriore errore, e su alfiere per G7 abbandonò. Che cosa ha visto il nero? Ha visto che ci sono attacchi imparabili, non tanto donna H6, H8 perché è parabile, ma la semplicissima, ora non so, qualsiasi mossa da parte del nero, che ne so, donna D7, alfiere F6 e la minaccia di donna per H6 e con matto alla prossima è praticamente imparabile. Ok? Anche questa partita è finita velocemente per il bianco. Chiaramente il nero ci ha messo del suo con degli errori. Rivediamola velocemente. Impianto del sistema Londra, i pezzi vanno sempre in quel modo. A un certo punto arriva cavallo E5 che comprime la posizione del nero. Il nero ha cercato di mettere maggiore pressione su quel cavallo fin quando il bianco non decide di sorreggere quel cavallo con due pedoni, il pedone in E4 e il pedone in F4. Cavallo in E7, qui c'è stato un po' idee di portare tutti i pezzi in gioco e alla fine c'è tanta pressione a raggi X lungo questo punto. Seguono una serie di cambi e finalmente la batteria di donna e torre si è creata e qui una serie di cambi e il bianco poi vede questa splendida combinazione con alfiere in F6 con l'idea poi di andarlo a sacrificare su G7 e vincere così la partita. Bene, spero che anche questo video ti sia piaciuto, che ti abbia fatto capire le potenzialità di questo sistema, ti abbia fatto capire come il nero, cercando di contrastarlo con sistemi tradizionali, può cercare di resistere, una difesa un po', non mi piace chiamarla passiva, ma una difesa sicuramente che non dà troppi problemi al bianco. Dunque bisogna capire come fare per fermare questo sistema, perché ce lo potrà giocare contro di noi anche un giocatore che ha 100, 200, 300, 400, 500 punti in meno di noi e ottenere buoni risultati, sia nel gioco online che in torneo. Quindi come si fa a fermare questo sistema che sembra inarrestabile?